immobilità, rassegnazione, tutti fermi. Poi la rabbia e l'orgoglio, le chiacchiere stanno a zero, parlano i fatti, parlano i cuori, parlano le storie, parlano i numeri. Lo chiamano settore del wedding, loro sono quelli che animano il giorno più bello di una coppia, il matrimonio. Loro sono costruttori di sogni finiti in un incubo chiamato Covid. Un settore in clausura, loro come pochi, loro come quasi nessuno. E così, nel giorno in cui si celebra l'amore raccontato da Shakespeare, loro vanno dritti in Piazza dei Signori a Vicenza a raccontare la loro disperazione. 26 marzo, la data il 26 perché è la data di ricorrenza di Giulietta e Romeo del loro incontro e quindi ogni 26 del mese si manifesterà per questo comparto del wedding. Facciamo un protocollo e continuiamo a lavorare. Se dobbiamo convivere con questo virus, dobbiamo anche continuare a vivere con le nostre attività. Io mi occupo di catering e non ce la facciamo più a sostenere i costi senza nessuna entrata. Siamo bombardati da sposi che ci chiedono continuamente delle notizie certe che non siamo purtroppo in grado di dare, ma credo che possano esistere dei protocolli per permetterci di lavorare in assoluta sicurezza. Ci chiamano gli sposi terrorizzati, non sappiamo assolutamente cosa dirgli. Ci chiedono: ma possiamo fare il nostro matrimonio? Non abbiamo risposta naturalmente. Il mondo del wedding si è fermato, c'è poca chiarezza e quindi con la poca chiarezza non si riesce a definire, non si riescono a definire le date e c'è una grande confusione in merito. Io sono 40 anni, Luciano Gaggia, che faccio il DJ. Una volta non andavo a dormire prima delle 6 come diceva Giovanotti, adesso invece alle 6 ci svegliamo perché purtroppo siamo bloccati dal 28 febbraio 2020. Bloccati da mesi, categorie diverse unite nella buona e nella cattiva sorte, quella del giorno più luminoso, il matrimonio inghiottito dall'oscurantismo del virus. Un settore che in Italia faceva 15 miliardi di fatturato e in provincia di Vicenza vale circa 500 milioni di euro. Oggi sono solo persone, uomini, donne che chiedono di tornare a lavorare. Raccolgono firme indirizzate al governo. Se non ripartono, molti, troppi, sono destinati alla morte professionale. L'obiettivo di questa manifestazione è avere una data certa per iniziare i matrimoni o comunque gli eventi in sicurezza.